sono qui per testimoniare proprio l'interesse per questo tipo di eventi, che sono eventi improntati sulla qualità. Io ci sono stato anche in altre occasioni negli anni scorsi e ho potuto apprezzare questo aspetto. Andare nei ristoranti di Bosa, avere il sommelier delle birre che ti associa ad ogni piatto una birra particolare spiegandola, ti dà una sensazione di un'organizzazione, di un'attenzione ai dettagli e particolari, oltre che fare apprezzare i tantissimi birrifici artigianali che stanno crescendo e nascendo e consolidandosi in Sardegna. Che ti spinge anche a spendere qualcosa di più. Ecco, quello che noi vogliamo è proprio questo, puntare su eventi che abbiano la qualità al primo posto. Un appuntamento che richiama moltissime persone da tutta la Sardegna, ma anche fuori dall'isola. Sì, è un appuntamento che è ben calendarizzato perché si inserisce in un momento di feste e ponti nei quali c'è anche una propensione alla spesa maggiore, lo dobbiamo dire, e segna di fatto l'avvio della stagione turistica in un posto, in una cittadina balneare, ma in una cittadina come Bosa, una dei borghi più belli d'Italia, una delle 7 città regie, insomma una cittadina dove si può fare turismo culturale, turismo nei borghi e dove eventi di questo genere qualificano sicuramente l'offerta. Come vede il futuro di questa città al di là di questo appuntamento? Ma guardi, io ho fondato i borghi più belli d'Italia ormai 20 anni fa, sono dirigente nazionale, ho rappresentato l'Italia nella Federazione dei Borghi più belli del mondo e quindi non posso che vedere un futuro roseo, anche perché il segmento del turismo nei borghi è diventato il terzo pilastro sul quale ormai si regge l'offerta turistica italiana, dopo naturalmente città d'arte e turismo marino balneare. Quindi io credo che, benché in Sardegna abbiamo un numero abbastanza ristretto di borghi, quindi non è facilissimo fare circuito, ma credo che sia un segmento sul quale si può puntare, soprattutto nelle stagioni primaverile e autunnale, chiaramente arricchendo l'offerta con eventi, iniziative che siano di qualità e originali come questa.